ritrovati a Edicola Friuli. Oggi andremo in via Colugna, ma prima di partire, come sempre, sfogliamo insieme il settimanale in edicola quest'oggi. La copertina è dedicata alla battaglia delle culle, prima decisione pesante della controriforma sanitaria promessa dalla giunta Fedriga, il ritorno al futuro di Latisana. Ecco che cosa c'è dietro alla riorganizzazione dei punti nascita. E poi abbiamo dedicato ampio spazio alla tragedia accaduta ieri a Gorizia, crolla il palazzo, 3 morti, la tragedia all'alba. Fra le cause si ipotizza una fuga di gas. Alpinisti della domenica, ma in sicurezza, focus sui consigli per andare in montagna in questa stagione e non scomodare i soccorsi. E poi Pordenone, un immigrato su 10 a casa. A Pordenone gli stranieri che non rientrano nello SPAR saranno rimpatriati. Allora andiamo a vedere di che cosa si parla nell'inchiesta di copertina. I campanili fanno deragliare la sanità. Negli anni '80 hanno insistito nel realizzare ospedali ampiamente sovradimensionati. La politica locale, per Francesco Maccagno, già primario di neonatologia a Udine, ha ostacolato le scelte necessarie per garantire i servizi efficienti. L'ha intervistato per noi Alessandro Di Giusto, andando un po' a capire com'è anche cambiata nel corso degli anni la sanità e appunto la questione dei punti nascita negli ospedali della regione. Per Maccagno la vicenda dell'ospedale di Gemona è stato il primo caso in cui ha prevalso la difesa del locale. E poi nella pagina successiva, sempre Alessandro Di Giusto ha sentito Giorgio Ross, uno degli esperti del tavolo istituito dalla regione, che conferma che i grandi centri di riferimento di Udine, Pordenone e Trieste senza le strutture di rete non reggerebbero. Il sistema informatico e distretti sono i nodi da risolvere. Ospedali in periferia sono indispensabili. E qui abbiamo diamo i numeri, ma sono numeri importanti. Si parla dei parti, 8.129 nel 2018, e vedete questo segno meno 1778 nascite rispetto al 2012, sono quelle registrate appunto nel confronto tra 2018 e 2012, e quindi un numero consistente di bambini nati in meno. Il calo demografico che poi affrontiamo nella spalla, al declino inarrestabile, la dura realtà dei dati demografici, ovvero sempre meno nascite e sempre una popolazione sempre più anziana. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Gorizia. Abbiamo praticamente raccontato con le immagini che abbiamo visto ieri quanto accaduto a Gorizia in piazzale 20 settembre, 3 le vittime. Al Civico 72 un'esplosione che di fatto ha fatto collassare una casa abitata da 2 famiglie, e intorno alle 4 del mattino di giovedì 20 giugno l'edificio è imploso su se stesso. Nulla da fare per i residenti, e appunto qui vedete ricostruito per immagini cosa è accaduto ieri, e gli scavi, le operazioni di soccorso che si sono protratte per tutta la giornata. Cambiamo decisamente argomento e siamo un po' più leggeri, ma non troppo, perché estate sì in montagna, ma in sicurezza. La sicurezza prima di tutto, in inverno, in estate, tutte le stagioni. Però ecco qua quali sono i consigli per muoversi in questo periodo, perché la montagna è la meta preferita per le vacanze e le gite fuori porta. È fondamentale però che gli alpinisti della domenica siano anche preparati e ben attrezzati, onde evitare di chiamare i soccorsi. Allora abbiamo sentito Sergio Buricelli del soccorso capostazione del soccorso alpino di Cave del Predil, con cui abbiamo fatto un po' il punto su attrezzature, consigli, ricordi, anche in questo caso è il ricordo sul Monte Tuglia, che è stato inaugurato pochi giorni fa in memoria di Carlo Cecconi, il tecnico del soccorso alpino e speleologico di Forniavolti, scomparso sotto una valanga. E poi abbiamo appunto anche le modalità di soccorsi e un focus sui piccoli alpinisti sicuri, perché in montagna spesso si va appunto con la famiglia ed è giusto bene assicurare anche naturalmente i nostri figli. Proseguiamo con la lettura del giornale, ci spostiamo nel Friuli occidentale, dove i migranti 1 su 10 è destinato al rimpatrio. Sono gli stranieri che a fine anno non rientreranno nel nuovo sistema di accoglienza. Dopo l'abolizione dello SPAR, a riportarli a casa sarà il Ministero dell'Interno. Hubert Londero è andato un po' a sviscerare come funziona questo meccanismo e anche dare dei numeri sui migranti ospitati e poi quanti se ne dovranno andare.
All'interno del settimanale di questo numero troviamo anche un inserto speciale dedicato interamente a Gorizia, nel cuore dell'Europa. Gorizia e l'Isontino puntano a ritrovare energia per rilanciare il territorio, valorizzando le diverse anime che lo compongono: cultura, turismo, enogastronomia e industria, punti di forza dai quali partire. Ora invece ci spostiamo nella pagina degli spettacoli, un'apertura dedicata al boss, un eterno giovane amato a tutte le latitudini, anche qui in Friuli, dove per ben 3 volte si è esibito in concerto e ci ha regalato anche un bel saluto friulano, un bel mandi. Noi cresciuti insieme al boss, Bruce Springsteen, al centro di un volume realizzato da un fan monfalconese, Daniele Benvenuti, Growing Up, un'analisi accurata anche sociologica dell'artista e dei suoi 47 concerti realizzati nel nostro paese, 3 dei quali appunto in Friuli Venezia Giulia. Nelle 520 pagine del libro pubblicato da Arcana si raccontano 30 anni di storia di questo rocker che è uscito in questi giorni, insomma, con un nuovo lavoro, e poi naturalmente tutti gli appuntamenti della settimana dal punto di vista artistico. All'interno naturalmente del settimanale anche gli approfondimenti sportivi e il palinsesto completo di Tele Friuli. Adesso, come promesso, ci spostiamo, andiamo a Udine, in via Colugna, e andiamo a fare 4 chiacchiere con il nostro edicolante del giorno. Venite con noi. Eccoci qua, accanto a me Ezio Paoluzzi, che è uno dei 2 titolari dell'edicola di via Colugna. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, grazie. Allora, l'altra volta siamo stati qua, avevamo parlato del parcheggio, dell'ospedale e quant'altro, e ci sono ancora molti, diciamo, work in progress, mi pare, no? Sì, abbiano ripreso i lavori perché si devono passare molti camion. Quindi sempre una zona, diciamo, vivace. Stanno scavando per il nuovo ospedale, la rotonda è stata completata con molta calma, adesso i residenti vicino si lamentano perché c'è l'erbaccia alta e nessuno ci pensa, ma tocca pazientare, mi sa, no? Però insomma hanno un po'... La viabilità è sistemata. Hanno insomma cambiato anche un po' la viabilità, rimane comunque sempre una zona centrale. Questa settimana abbiamo parlato della chiusura del punto nascita di Palmanova, insomma pare che riparerà la Tisana, però i fulcri centrali della regione rimarranno quindi gli ospedali di Udine, Pordenone, e quindi cosa ne pensa lei, così, insomma, visto che siete comunque vicini e la realtà ospedaliera magari la conoscete tra virgolette anche grazie alla vostra clientela? Sì, no, quello che dicono è che chiaramente in questa zona a tutti va bene che l'ospedale qui fornisca tutto, dicono quelli un po' periferici dovrebbero essere, diciamo, come ambulatoriali, servizi ambulatoriali, e tutto il resto dovrebbe gravitare su Udine, tutte le specialità, chiaramente chi abita qui ha tutto l'interesse perché ci sia. Se chiediamo a Palmanova, alla Tisana, non saranno proprio d'accordo, o a Gemona. Siamo in pieno periodo, diciamo, di calcistico, gli europei e dell'Under 21, ci sono le ragazze ai mondiali e insomma sport come il calcio siamo abituati a sentirne parlare. Questa volta spicca perché si parla della nazionale femminile. Lei e suo fratello invece siete stati dei pallavolisti, no? E dicevamo adesso sport pallavolo maschile poca, continua quella femminile. Com'è la situazione? Se continua a seguirla, ovviamente. Sì, la seguo. Adesso mio figlio, che ha 10 anni, ha iniziato a fare pallavolo, chiaramente a livelli di mini volley. E nel maschile in effetti la situazione è abbastanza difficile perché non ci sono dei grossi numeri, perché il calcio continua a tirare alla grande a livello di ragazzini, e poi c'è il basket che adesso a Udine fa buona presa, e quindi nella pallavolo maschile i numeri sono veramente risicati. Femminile sta andando molto bene, tanto che abbiamo 2 squadre in Serie A qua in provincia, e un vanto. Chiaramente sono delle società che stanno lavorando molto bene, e quindi speriamo che facciano un po' da traino anche per il maschile, perché sì, a noi chiaramente che abbiamo giocato il maschile non è un altro sport, però chiaramente la velocità della pallavolo maschile è sicuramente diversa di quello femminile.
Però diciamo si possono, la pallavolo proprio è diciamo lo sport per eccellenza che sfatta il mito che ci sia uno sport che sia adatto per donne o per uomini, cioè uno sport che possono far tutti, così come insomma adesso vediamo il calcio che è diverso, ok, dal punto di vista tecnico, però si può giocare anche se si è donne a calcio o rugby o basket. Sì, nella pallavolo addirittura per diciamo, quelli non addetti ai lavori la pallavolo femminile è ancora più bella da vedere perché è un po' più lentina e quindi si ha il tempo di vedere la palla che cade, che recuperi in difesa più spettacolari che nel maschile difficilmente si vedono e quindi fa presa anche sul pubblico e quindi diciamo che poi la pallavolo femminile ci sono anche molti tornei, adesso forse sto fine settimana qua c'è addirittura il Green Volley a Faedis dove si gioca, che è una tradizione ventennale, si gioca 3 uomini e 3 donne assieme e quindi diciamo che è un momento di sport molto bello. Sì. Questa zona è insomma ancora stanno lavorando perché ci sono dei parcheggi da realizzare eccetera, lei sta aspettando che la vengano a prendere, com'è parcheggiare, arrivare insomma? Indubbiamente esistono notevoli difficoltà a parcheggiare. Sì, anche se le cose dovrebbero migliorare, no? Hanno finito la rotonda e con l'utilizzo poi del parcheggio scambiatore. Comunque restano lunghe le tratte a piedi. Nonostante tutto ci sono tante stradine laterali che si può parcheggiare. Lei dice si fa un po'. Presto, sì, anche noi veniamo presto, riusciamo a trovare il parcheggio dentro, altrimenti è una bella cosa che ci sono le strade laterali e dire grazie che non ci sono vigili che fanno le multe. Che vogliono chiudere il punto nascite di Palmanova, si parla di ospedali, che cosa ne pensa? Sa che poi c'è Gemona in bilico qua e là. Visto che lì è nato mio figlio, anche la mia nipote, vorrei che la cosa continuasse. Insomma la vostra esperienza sì, però direi che è stata positiva. Molto positiva, molte sono ricordi bellissimi. Edicola Friuli finisce qui, il prossimo appuntamento è per venerdì, naturalmente andremo a Mereto. Intanto saluto ovviamente i nostri ospiti Ezio e Pietro, grazie e alla prossima. Grazie a tutti voi, arrivederci, grazie. Grazie, arrivederci. Buona fine settimana, ciao.